a Lorenzo Albanese, il bimbo di 2 anni di Torre di Quartesolo coinvolto in un gravissimo incidente prima di Ferragosto sulla Val Sugana. Pove del Grappa si è spento in ospedale dopo 3 settimane. È finito fuori strada con l'auto nella notte carambolando nei campi. Solo all'alba la tragica scoperta il corpo esanime di un 22enne di Occhiobello, Filippo Pregnolato. Lavorava nell'azienda ittica del padre. 26 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, 7 veicoli coinvolti. Il drammatico bilancio del maxi incidente avvenuto questa mattina in autostrada tra Gemona e la Carnia. 2 gravi incidenti sulle Dolomiti. Una donna tedesca ha perso la vita precipitando per 300 metri a Canale d'Agordo. Un feltrino di 64 anni ricoverato in gravi condizioni per una brutta caduta in bicicletta. Caldo record, la siccità unita alle alte temperature, un mix pericoloso. Si allarga in Veneto l'allarme incendi, fuoco sul Carso, stop ai treni. Invece di diminuire il moto ondoso, i relativi danni a Venezia continuano a aumentare. Per protesta alla regata storica, le associazioni remiere non saluteranno le autorità con l'alzaremi. I grandi registi italiani, protagonisti della giornata, la mostra del cinema al Lido, l'intervista al maestro Giuseppe Tornatore, giurato del concorso principale. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. La cronaca nera in primo piano non ce l'ha fatta. Lorenzo Albanese, il bimbo di 2 anni coinvolto in un gravissimo incidente prima di Ferragosto a Pove del Grappa. Ha lottato per quasi 3 settimane tra la vita e la morte all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Alla fine erano troppo gravi le ferite sul corpo, in particolare sulla testa del piccolo Lorenzo, che era in macchina con mamma Anna e papà Emanuele. La famiglia, residente a Torri di Quartesolo, era diretta verso Trento lungo la statale 47 Valsugana quando lo scorso 12 agosto, all'altezza dell'abitato di Pove del Grappa, una vettura austriaca proveniente dalla direzione opposta ha invaso la corsia scontrandosi frontalmente contro l'auto. Le condizioni del piccolo, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 2 anni, sono parse subito gravissime, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto a Vicenza. Feriti anche i genitori, la mamma in modo meno grave, dopo le dimissioni gli è rimasta accanto fino all'ultimo, e il padre in modo più serio, poi trasferito anch'egli al San Bortolo per poter stare vicino al figlio. Per celebrare il funerale manca il nulla osta del magistrato competente e l'esito dell'eventuale autopsia. Con la morte del piccolo Lorenzo si aggrava pesantemente la posizione del conducente dell'altra vettura, ora accusato di omicidio stradale. L'uomo era in viaggio dall'Austria verso Grado con i 3 figli e tutti erano rimasti a loro volta feriti, seppure in modo più lieve, così come i 2 passeggeri di una motocicletta coinvolta nella carambola. Un giovane di 22 anni di Occhiobello in provincia di Rovigo, Filippo Pregnolato, è morto nella notte uscendo autonomamente di strada in località Santa Maddalena. Il ragazzo è uscito di strada intorno alle 3 del mattino, ma solo all'alba si è fatta la tragica scoperta con il ritrovamento della Fiat 500 a bordo della quale il ragazzo è morto sul colpo. Filippo era molto conosciuto a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello, dove il padre è titolare della pescheria ittica Rosolina in cui lo stesso giovane lavorava. Un grave incidente sulla A23 nel tratto tra Gemona e la Carnia in direzione Tarvisio con 7 veicoli coinvolti e 4 feriti, circolazione in tilt. Brutto incidente capitato nella giornata di oggi, sabato 31 agosto, in tarda mattinata sull'autostrada A23 nel tratto che porta da Gemona a Carnia in direzione Tarvisio all'altezza del chilometro 51. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato al sinistro, ma si ipotizza sia stato un tamponamento multiplo che poi a catena ha ovviamente interessato man mano altri veicoli. Secondo le prime ricostruzioni sono 7 i mezzi coinvolti con una ventina di persone a bordo delle vetture. Di queste 4 sono rimaste ferite in maniera fortunatamente non grave. La centrale operativa regionale Sores FVG ha dirottato sul posto tutti gli equipaggi e i velivoli disponibili, con l'autostrada che è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore con una coda che ha raggiunto gli 8 chilometri. Poi, poco dopo le 14, l'incidente è stato risolto con Autostrade per l'Italia che ha sottolineato come ormai si circoli normalmente su entrambe le corsie. Disagi ovviamente per tutte le persone coinvolte, soprattutto i turisti austriaci e tedeschi, dal momento che tutti i mezzi coinvolti nell'incidente sono inutilizzabili. Cerimonia commossa questa mattina per salutare Ceikti Diane Bans, il 18enne travolto sulla Ponte Bana, siamo nel Trevigiano, lo scorso 18 agosto.
Un mazzo di gigli bianchi, le parole dell'imam che risuonano nel silenzio composto di una comunità, quella del Burkina Faso, che si è stretta intorno alla famiglia, papà, mamma e le 2 sorelle di Cheikh Tidiane Bans, il ragazzo 18enne morto il 18 agosto sulla Pontebana, vicino a Nervesa. Una cerimonia semplice, fatta esclusivamente di parole, quelle in cui l'imam ricorda come ci si debba comportare nella vita e che bisogna accettare ogni cosa che viene da Dio, perché la sua volontà è più grande della nostra. Nessun canto, nessuna musica e ancora parole, quelle che amici, insegnanti e conoscenti hanno voluto lasciargli sulla bara di legno chiaro, come un tatuaggio indelebile da portarsi nell'aldilà. Grande la commozione anche solo di chi lo ha conosciuto per poco tempo e ancora increduli i suoi amici che fino a qualche giorno prima lo avevano sentito per darsi appuntamento qualche giorno più in là. Sono stato con lui alle scuole medie, con lui 3 anni, mi sono stato abbastanza vicino a lui. Negli ultimi anni non sono stato molto in contatto con lui, però in questo periodo, quando è ritornato, abbiamo cercato di contattarci e quando l'ho saputo però mi era tristito perché era anche una bella persona, buona persona ed era molto simpatica. Eravamo compagni di basket anche noi insieme a Francesco e giocavamo insieme, poi inoltre andavamo anche a scuola insieme. Io non ero in classe con lui alle medie, però andavamo a scuola tutti insieme e poi ci vedevamo a Ponzano in giro, ci siamo visti anche purtroppo pochi giorni prima dell'accaduto con la promessa di rivederci anche in settimana, ma purtroppo è successo quello che è successo. L'abbiamo visto venerdì sera, noi purtroppo l'abbiamo accompagnato a casa sua e abbiamo detto dai andiamo a casa presto così magari ci vediamo settimana, domani e invece purtroppo non ci siamo più visti. Era presente anche il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, che ha sempre tenuto i rapporti con i genitori del ragazzo che con la sua comunità aveva un legame speciale. Il ragazzo lo meritava, ha vissuto tutta la sua vita a Ponzano Veneto, poi gli ultimi giorni, mesi passati in Francia, di per sé li ha passati nella speranza di tornare a casa sua e appena raggiunta la maggiore età ha voluto tornare a casa sua dai suoi amici e sfortunatamente ha trovato la morte. Sono stati giorni impegnativi anche per la nostra comunità e anche per il sottoscritto che ha incontrato la mamma, le sorelle, il fratello e il padre, in un momento anche difficile rispetto alle loro chiaramente intenzioni religiose diverse dalle nostre. Una comunità, quella del Burkina Faso, ancora incredula e sotto shock, ma che chiede ancora una volta che si faccia chiarezza su tutta la dinamica dell'episodio per mettere in pace il cuore di 2 genitori distrutti dal dolore. Vogliamo più chiarezza perché fino adesso non abbiamo ancora la vera dinamica della cosa, quindi fa veramente molto male perdere un ragazzo, dicendo ancora un ragazzo di 18 anni, fa ancora più male. Non i genitori, anche tutta la comunità, perché per noi un giovane di 18 anni è il futuro, quindi che è una brutta cosa che un genitore seppellisca il figlio, è una cosa che nessuno non si augura e le cose tragiche arrivano, ma si arrivano per avere un po' il cuore in pace e avere più chiarezza sull'accaduto, insomma. 2 gravi incidenti sulle Dolomiti. Una donna tedesca ha perso la vita precipitando per 300 metri a Canale d'Agordo. Un feltrino di 64 anni è ricoverato in gravi condizioni per una brutta caduta dalla sua bicicletta. Ha perso la vita di fronte al compagno mentre assieme stavano percorrendo il sentiero 702, il tratto dell'altavia numero 2 che dalla Valle delle Comelle in comune di Canale d'Agordo risale verso il rifugio Rosetta sull'altopiano delle Palle di San Martino. Non si conosce ancora il nome della donna di nazionalità tedesca che, stando alle prime ricostruzioni, attorno alle 10 del mattino sarebbe inciampata in prossimità della Torcia di Valgrande per poi precipitare da un salto di roccia sparendo alla vista del compagno. Giunto nel luogo indicato da quest'ultimo, l'elicottero Falco 1 ha effettuato una ricognizione fino all'individuazione del corpo senza vita della donna alla base della parete, un volo di 300 metri. La salma è stata recuperata con l'uso del verricello e trasportata a Gares, dove il soccorso alpino della Valle del Biois l'ha affidata al carro funebre, mentre il compagno ha espresso la volontà di scendere a valle da solo. Pochi minuti dopo un altro grave incidente sta lasciando la comunità di Feltre con
con il fiato sospeso per le sorti di un concittadino di 64 anni che attorno alle 11, mentre in compagnia della figlia stava scendendo con l'e-bike la strada militare che da Fodara porta a Rastua nel Cortinese, ha perso il controllo della bici in prossimità di un tornante ed è precipitato per oltre 50 metri. L'uomo è stato raggiunto da una squadra del soccorso alpino allertato da alcuni escursionisti e tramite l'elicottero Falco 2 è stato trasportato d'urgenza al San Martino di Belluno, dove versa in gravi condizioni. Un vasto incendio boschivo sul Carso, vigili del fuoco al lavoro nel Monfalconese, interrotta la ferrovia. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio sul Carso in località Lisert. Diverse le squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia impiegate per spegnere le fiamme. Sul posto sono giunte anche squadre dell'antincendio boschivo provenienti da tutta la regione. Al lavoro anche l'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Venezia e varie squadre di protezione civile. Al momento risulta interrotta la circolazione ferroviaria lungo la linea Venezia-Trieste tra la stazione di Monfalcone e Bivio da Ursinia per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Caldo record nel Vicentino, la siccità a causa della mancanza di pioggia, unita alle alte temperature, è un mix pericoloso e scatta l'allarme incendi. Un mix potenzialmente pericoloso, siccità e caldo record, scatta l'allarme incendi, una condizione che dovrebbe durare fino a metà della prossima settimana. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per possibili roghi nei boschi in 32 comuni del Vicentino, tra cui la stessa Vicenza. Non sono previste grandi precipitazioni nei prossimi giorni, sono previsti dei temporali, però non sono previste delle grandi precipitazioni, quindi l'attenzione dovrà rimanere ancora alta. Questo anche in considerazione del fatto che abbiamo già avuto qualche incendio boschivo nel Veneto e siamo intervenuti ovviamente perché è una competenza regionale, come dicevo, con i nostri volontari della Protezione Civile antincendio boschivo, con la nostra flotta aerea, con i nostri funzionari dei servizi forestali della Protezione Civile per bloccarlo, però ovviamente l'attenzione deve rimanere massima fin tanto che non pioverà per parecchi giorni di fila. Il termometro nei prossimi giorni, come in quelli passati, supererà nettamente i 30 gradi, con temperature ben maggiori alla media stagionale. Fino a quando verrà revocato lo stato di grave pericolosità, ovviamente sono vietati tutti quei comportamenti che possono innescare incendi che poi diventa difficile contenere. Non accendere fuochi, non parcheggiare l'auto sopra l'erba secca, possibilmente non buttare mozziconi di sigaretta in zone che possono prendere fuoco, insomma consigli di buon senso che possono evitare grossi problemi, perché poi quando parte un incendio boschivo, soprattutto se c'è il vento, poi diventa molto difficile spegnerlo. È morto dopo 3 settimane dalla violenta lite in strada il 54enne di origini pakistane. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Ha lottato per 3 settimane nella terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, ma non ce l'ha fatta. È morto Javad Akhtar, 54 anni, il cittadino pakistano che la notte dell'8 agosto in via Gli Appelli era caduto a terra sbattendo violentemente la testa al termine di una lite con un connazionale ora indagato in stato di libertà. Le accuse nei suoi confronti passano da lesioni colpose a omicidio preterintenzionale nel fascicolo aperto dalla Procura di Padova, che ha già affidato l'incarico per l'autopsia. Mancano pochi minuti alla mezzanotte, quando proprio la vittima avrebbe ingaggiato una violenta lite che, dalle urla, era subito passata alle mani con un connazionale in quella che è sembrata una resa dei conti finita con il 54enne caduto a terra e la disperata corsa in ospedale degli operatori del SUEM 118. La polizia, intervenuta sul posto, aveva acquisito subito le immagini delle telecamere dell'area e il cellulare della vittima. E mentre rimane in serie condizioni il 42enne caduto da un'altezza di 6 metri 2 giorni fa mentre lavorava sul tetto di un capannone a Montebelluna nella Marca trevigiana, si registra l'ennesimo grave infortunio sul lavoro, questa volta a Codognè. L'episodio è analogo al precedente. Un 44enne mentre era all'opera sul tetto di un'abitazione è caduto da 3,5 metri d'altezza battendo violentemente la testa. A trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Treviso l'elisoccorso del SUEM 118 sul caso, trattandosi di infortunio sul lavoro, indaga lo Spisal.
E ci spostiamo nel Padovano, dramma a Pionca di Vigonza, dove si piange Nicola Maddalozzo, il 28enne caduto da un ponteggio ad aprile 2023, morto dopo 16 mesi di coma. 16 mesi di agonia senza mai dare segnali di riprese, tante domande che restano ancora aperte. Non ce l'ha fatta Nicola Maddalozzo, l'operaio di 28 anni di Pionca di Vigonza, morto dopo essere caduto da un ponteggio mentre era al lavoro in un cantiere di Limena. Era il 17 aprile del 2023 quando Nicola Maddalozzo, un giovane sano, un operaio molto stimato nel suo lavoro, era caduto da 6 metri di altezza mentre stava montando un condizionatore. Da subito le sue ferite erano sembrate gravissime e infatti dal coma Nicola non si è più risvegliato. Inizialmente ricoverato a Padova, dove era stato sottoposto a un intervento al cervello, al peggiorare delle condizioni Nicola era stato trasferito all'Hospice Bonora di Campo San Piero, dove si è spento. Al suo capezzale per 16 lunghi mesi la famiglia e in particolare il papà. Una notizia che ha scosso profondamente la comunità di Pionca di Vigonza, che si era riunita in preghiera sperando in una sua guarigione. Cambiamo decisamente argomento, vigilia di regata storica all'insegna della polemica con le associazioni remiere che domani non saluteranno con l'Alzaremi le autorità cittadine per denunciare l'inerzia della politica di fronte al problema del moto ondoso. L'anno scorso era stata una regata un po' vivace dal punto di vista delle richieste che erano state espresse per il moto ondoso. A distanza di un anno cos'è cambiato? La frase più sintetica sarebbe assolutamente nulla, o meglio, è cambiato in peggio un po' tutto. Davanti al palco delle autorità della scorsa regata storica, centinaia di vogatori del corteo sportivo avevano indossato maschere nere per denunciare l'assenza di politiche contro il moto ondoso e a tutela di Venezia. Un anno dopo, le 41 associazioni di voga, vela e piccole imbarcazioni a motore che aderiscono al gruppo Insieme torneranno ad esporre ancora una volta striscioni e bandiere contro il moto ondoso. Non faremo nessun alzaremi davanti alla macchina, cioè queste, le forze politiche, mettiamo tutti, non si meritano l'alzaremi. Cioè riconosce che non stanno facendo nulla. Cioè quando faranno qualcosa ricominceremo a fare l'alzaremi. Al momento non c'è un motivo per farlo. L'unico alzaremi sarà tra San Tomé e il Ponte di Rialto, in onore di Palmiro Fonger, il re del remo scomparso questa settimana. Le società remiere tenteranno inoltre di parlare col ministro Salvini, al quale hanno scritto una lettera aperta. Denunce, manifestazioni e prese di posizione sul tema si susseguono da anni. Il 14 novembre 2023 furono convocati per la prima volta a Mestre gli stati generali del moto ondoso. A quasi 300 giorni le remiere sostengono non sia ancora fatto niente, anzi canali e laguna sono lasciati ancora più in balia del traffico. Qui ci sarebbero i 5 km all'ora, vanno tutti a 10, 15, non c'è... Quando una barca fa la schiuma bianca vuol dire che sta andando oltre l'onda, oltre che a produrre un pericolo alla navigazione, produce anche un danno alla città. È come se in terraferma avessimo delle macchine che entrano nelle strade piccole e buttano via le pareti, le cose, le disfano, e probabilmente qualche intervento lo faremo, qui no. L'aumento esponenziale del traffico, peraltro all'80% legato al turismo, col quale cresce di pari passo, produce un danno continuo a Venezia. È un costo, perché aggiustare una riva, ormai siamo a 15.000 euro al metro, sono 15 milioni a chilometro, si fanno un'autostrada con 15 milioni a chilometro. Per aggiustare una riva, il canale diventa 30 milioni, cioè non sono spese da poco, e chiedere i soldi e non fare nulla per ridurre invece questo impatto, che deriva chiaramente dal numero di barche, dal tipo di onda che fai e dall'accumulo di... Le ore di moto negli ultimi 20 anni sono più che duplicate. E ora il consueto appuntamento con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Vediamo l'intervista al maestro Giuseppe Tornatore. Il maestro Giuseppe Tornatore esalta il ruolo della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel panorama del cinema mondiale. Quest'anno Tornatore è qui a Venezia con il ruolo particolare, prestigioso e delicato di giurato del concorso principale di Venezia 81. Cosa rappresenta per lei la Mostra di Venezia? Beh, la Mostra di Venezia rappresenta forse uno dei festival più importanti del mondo, ed è il luogo dove si è svolta gran parte della grande storia del cinema italiano.
La grande storia del cinema italiano è contrappuntata a doppio filo con la vita della Mostra del Cinema di Venezia, quindi non si può conoscere la storia del cinema italiano senza conoscere la Mostra di Venezia e viceversa. Com'è la situazione del cinema? Dal punto di vista creativo a me sembra che il cinema italiano stia attraversando una stagione estremamente ricca di energia. Dal punto di vista del sostegno? Dal punto di vista dell'industria, ai giovani registi, del finanziamento e la solita lamentazione perché ci sono sempre grandi problemi e ci sono sempre stati e oggi con la crisi che c'è ovviamente ancora più evidente, però dal punto di vista creativo è una stagione molto interessante. Molti i momenti indimenticabili della sua carriera. Questa mattina Tornatore ha consegnato a Marco Bellocchio la 25esima edizione del premio Bresson, con cui lui stesso fu premiato nella prima edizione nel 2000, il riconoscimento della Santa Sede. È un film, Nuovo Cinema Paradiso, che mi sorprende sempre perché a distanza ormai di quasi 40 anni mi ritrovo sempre a rispondere a domande su quel film. Dopo tanti decenni la gente ancora mi chiede di quel film, mi esprime apprezzamenti e è sempre una sorpresa che si rinnova da parte mia. Poi è stato commovente anche il suo ricordo che ha fatto qui alla mostra del grande maestro Ennio Morricone. Sì, quello è un'altra cosa, un documentario che ho fatto con molto impegno perché si trattava di un grande compositore, uno dei più grandi compositori del Novecento, ma si trattava anche di un grande amico. E con questo si chiude l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.